Mi trovo sempre in Comuni di Ravenna, continuiamo a parlare del rischio che c'è in agricoltura, il rischio gelate, comunque tutti i rischi a cui vanno incontro gli agricoltori. Siamo sempre in un frutteto, questo è un peschetto e sono in compagnia di Omero Lippi che è un frutticoltore, queste sono pesche per l'industria. Allora Omero, abbiamo parlato di difesa passiva, questa invece che tu applichi è la difesa attiva, quindi con accorgimenti che servono, speriamo non ce ne sia bisogno di usarlo quest'anno, però per cercare di abbassare la temperatura in caso di, diciamo, gelate. Alzare la temperatura. Esatto. Omero, tu sei frutticoltore, 2 parole intanto sulla tua azienda. È un'azienda frutticola, quanti ettari a Peschetto hai? A Peschetto sono 11 ettari, e quasi tutto da industria, 1 ettaro da mercato fresco e il resto industria, per Conservi Italia, anche questo che vedete è Redaven, che è la varietà principe per fare del succo di frutta, perché è pesca chiara. Una druppa che diciamo è più soggetta alle gelate tardive, no? Quindi negli ultimi anni abbiamo visto... Anche se queste qui, gialle, antiche, hanno la fioritura diciamo leggermente più ritardata rispetto alle nettarine che abbiamo visto prima, che invece fioriscono molto prima. E quindi prima fioriscono e più sono soggette a gelate, però non ce la caviamo nemmeno con queste, perché queste sono qui, non sono ancora in piena fioritura in pianura, perché no, rispetto alla collina siamo più indietro, però questa alla fine della settimana piena fioritura e il freddo ha ancora tempo a venire. Perché qui abbiamo ancora un 15-20 giorni da sopportare. Insomma. Sì, quando fa la luna, il 24 marzo fino alla prima settimana di aprile sono le 2 settimane dove cambia la luna e c'è Pasqua e tutti gli anni siamo sotto tiro. Dicevi questo è un frutteto, quindi per la destinazione all'industria, quindi viene raccolta a mano, tutta senza bisogno di meccanizzazione, diciamo di carro raccolta, perché è un'altezza tale perché si raccoglie a mano. Basso, raccogliamo con le carriole perché deve essere tutto maturo, con più è maturo meglio è, e quindi tutti i chili sono buoni, il peso c'è e i costi sono molto più bassi che non quello del mercato fresco, perché si dirada così, raccogliere sono capaci tutti e si fanno dei chili e anche potare, insomma una potatura abbastanza. Come proteggi le tue pesche in caso di una brinata tardiva, Omero? Noi abbiamo visto prima che apprestavi uno strumento che serve per riscaldare, no? Riscaldare, infatti devo dire anche grazie alla Regione, perché è un intervento che già diversi anni che fa, perché altrimenti uno strumento come quello che vediamo costa verso i 20.000, adesso costava 18.000 quando l'abbiamo preso, e insomma è un investimento abbastanza importante tenendo conto della superficie che riesce a coprire, e quindi tramite la Regione nel progetto 70% a fondo perduto, insomma diventa un costo abbordabile. Le alternative erano ventolone. I ventoloni hanno in un impianto che come kiwi o pomace che durano 20-30 anni, allora ha senso. È un investimento che si può fare. Nelle drupacee che hanno vita corta, parliamo di 12-15 anni, forse non sono indicato, non riescono a ammortizzarsi. C'è il sottochioma adesso che va per la maggiore, ma sottochioma, acqua a volontà, e poi su terreni argillosi come abbiamo qui e con mancanza d'acqua, certo. E se fa freddo 15 giornate come 2 anni fa, 3 anni fa, noi in 15 giornate avresti allagato il campo. Quindi non ha senso e facciamo più danno che utile. Noi ti abbiamo visto prima mentre apprestavi, no, questa macchina che fa calore, quindi sono bombole di GPL che alimentano un forno, diciamo, che spara dell'aria calda a una distanza molto importante, quindi riscalda, diciamo, gli strati più bassi e poi sì, riscalda là, dopo il calore viene alto. È un attrezzo brevettato che in alcuni paesi stanno già usando, nel Trentino dicono che lo usano per le mele già da diversi anni, ha un ottimo risultato a mio avviso,
prende una striscia di circa 20 metri a destra e a sinistra, quindi perché ha due uscite d'aria calda a 90-100 gradi, bisogna ripassare però al massimo ogni 7-8 minuti bisogna ripassare a una velocità che è quella dell'atomizzatore, quindi 7-8 km. Quando tu entri in azione c'è un dispositivo che ti dice guarda che la temperatura sta scendendo, è il momento di intervenire? Sì, abbiamo la centralina che è lì, centralina ti manda il segnale nel telefono di 2 o 3 perché altrimenti io me lo dormo, manda il segnale che la temperatura sta scendendo sotto lo 0,5, abbiamo tarato a 0,5 però possiamo tararla come uno vuole. 0,5 perché questo attrezzo serve per mantenere la temperatura che c'è al limite. Se interviene quando sei già a -2, -3, non perde la sua efficacia. E quindi a 0,5 a cavallo dello 0 bisogna intervenire e girare finché la temperatura non si rialza. Chiaro che di solito no, è fatto per la mattina, per 2 o 3 ore, le prime ore del mattino che sia freddo, però dopo le variabili sono tante. Cosa è successo lo scorso anno a proposito di variabili? Variabile l'anno scorso è successo che alle 9 di sera eravamo già sotto zero e quindi il segnale è arrivato e quindi a seconda della regola bisognava partire alle 9 di sera fino alle 8 del mattino, 11 ore a girare e non è certo poi, quindi bisogna avere il gas e bisogna avere i trattori con cabine come abbiamo fatto quest'anno, perché il trattore senza cabina per poter passare sotto i peschi andava meglio, però insomma il freddo c'era da gelarsi. Gelava anche l'operatore. Quindi siamo partiti in ritardo, partendo in ritardo è successo che il gioco era già fatto. Intanto vediamo che tuo figlio sta facendo una prova, come si chiama tuo figlio? Francesco. Ovviamente sta facendo una prova perché adesso insomma la temperatura è alta, quindi era solamente per fare vedere il funzionamento. Abbiamo visto che comunque funzionano con 6 bombole che hanno un'autonomia di quanto? A seconda della dimensione delle bombole, però dalle 3, 5, 6 ore, a seconda delle bombole grandi o piccole. Con la speranza che la temperatura si alzi, diciamo, in fretta. Di solito l'intervento si fa verso le 4 del mattino, quindi 4, 7, 8, 4 ore si va ampiamente. Invece... Senti, questi strumenti sono diventati indispensabili con il cambiamento climatico? Purtroppo sì, e non sappiamo nemmeno se sono sufficienti o meno, questo è il problema. Perché si tratta di capire, ecco che sta passando. Sufficienti perché... dato per dire, qui con questo attrezzo riesco a passare 5-6 ettari, ne ho a frutteto 12-13 e quindi il rischio è che se si tratta su uno, diciamo un'altra parte resta scoperta. Perché tu ogni 8 minuti devi passare e quindi fai la superficie che puoi fare passando ogni 8 minuti. Secondo la tua percezione, poi dopo ti lasciamo, come andrà quest'anno? Ci saranno delle... I presupposti non sono buoni, anzi, perché siamo addirittura in anticipo rispetto all'anno scorso di cui eravamo in anticipo, quindi siamo in anticipo di una settimana. L'unica variabile positiva è che quest'anno è umido, molto umido, e quindi si pensa che la stagione possa reagire in maniera diversa rispetto all'anno scorso che era molto asciutto, da questi tempi era un secco dell'ostia. E quindi anche il freddo, diciamo, no, quando arriva il freddo è un freddo asciutto, quindi un freddo molto più incisivo che non quando c'è umidità. Ecco, quindi... allora, noi intanto tu l'hai, diciamo, apprestato, è già pronto, si spera di non utilizzarlo, e comunque nel caso c'è. C'è, sì, è lì attaccato, pronto, anche perché già questa settimana, venerdì, mette 1 grado ad Alfonsine, però qui fa sempre più freddo che non... reale su verso Lugo, Bagnacavallo, cambia a seconda e quindi ha anche 1 grado 2 meno fa qui, quindi 1 vuol dire che qui potrebbe fare anche -1, -1 non dovremmo avere problemi, però dipende anche dalla fase in cui sono i fiori, perché se i fiori sono chiusi resistiamo anche a -3. Ma se sono già aperti è rischioso? Sì, man mano che andiamo avanti cala la temperatura a cui sopportano, fino ad arrivare quando c'è il frutticino che con un -1 diventa nero.
Omero, ti ringrazio, ci hai fatto vedere anche questa, diciamo, macchina che diventa indispensabile, diventa. I fiori, l'unica cosa, i fiori, no? Quando la gelata alla mattina si va a vedere, si apre e Sì. c'è la peschina, vedete, c'è la peschina verde, la peschina è quella lì, è nera. Se è nera vuol dire che abbiamo perduto il 2 ore, esatto, 2 ore dopo è già nera, quindi se fa freddo alle 6, alle 8 sei già in grado di vederla. e ci auguriamo tutti L'anno che... scorso è successo che vai a vedere il 7 aprile tutto nero. Tutto Quindi nero. tu hai perso un anno. Quindi qua hai perso tutto l'anno. Tutto, l'anno scorso ho perso 200.000 euro di danni, ho perso tutto, albicocche, peschi, zero. Allora incrociamo le dita per quest'anno, anche perché abbiamo un ottimo ausilio. Grazie Omero, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, ci troviamo tra un po'.